Ora Ruben Marciano e Giulio Lepri ci parlano di bomba o non bomba. Questo? Prova. Funziona. Salve. Claudio Zago ha 35 anni, è un artista concettuale trevigiano, si occupa di installazioni, performance e le cose non gli stanno andando molto bene, sui vernissage non va più nessuno e sta passando un momento molto particolare della sua vita. C'è un uomo però che può risollevargli il morale ed è suo zio Marangon. Marangon ha 60 anni, è un imprenditore anch'egli trevigiano, un uomo del fare, che ha trovato il lavoro perfetto per lui. Prendersi cura di Mefisto. Mefisto è un pappagallo, una paradisea che vive nel suo soggiorno, reso una serra per acclimatare il pennuto. Ecco, forse badare a un pappagallo non è il lavoro più esaltante del mondo, ma è pur sempre un lavoro. E comunque è pagato, che schifo non fa. Ma soprattutto quello che gli dà accesso è all'immensa e lussuosa villa di suo zio, Sergio Marangon. E diventa il teatro di un'ultima grandissima performance, l'ultima grande performance di Claudio Zago, l'ultima nel senso letterale della parola, perché Claudio Zago ha intenzione di suicidarsi. E quindi procede, prepara tutto, installazioni, tubi, luci al neon, una musica che in realtà è la sua voce registrata che procede in filodiffusione e replica degli assurdi canti peruviani. È tutto pronto, tutto perfetto, è lì, il momento è catartico e non ce la fa. Non ce la fa, non ci riesce, non riesce a suicidarsi, fallisce anche qui e quindi sconfitto se ne torna in soggiorno e si abbandona sulla poltrona preferita di suo zio, un capolavoro di design orrendo, kitschissimo degli anni 70, la poltrona Proust. Come si siede su questa poltrona, parte una telefonata. All'altro capo del telefono c'è un operaio, l'ex operaio di Sergio Marangon, Francesco Bigi, che vuole ricattare il suo vecchio operaio. Cosa ha in mente di fare? Ha messo sotto la poltrona Proust un ordigno a pressione, quindi se chi si siede si alza, è finita. Ora io invece mi alzo perché non c'è nulla sotto questa poltrona. Per fortuna. Qual è il piano di Bigi? Il piano di Bigi è ricattare Sergio Marangon, una volta seduto, per ottenere una marea di soldi, una barca di soldi col quale riconquistare il cuore della sua ex moglie. Se invece Bigi Marangon decide di alzarsi, pum, esplode. Ma a essere seduto su quella poltrona non c'è un ricco imprenditore del trevigiano, ma un uomo che non ha neanche una lira, suo nipote Claudio Zago, che per giunta quel giorno voleva ammazzarsi. Quindi quale occasione migliore che alzarsi da una poltrona che è fondamentalmente una mina per mettere fine alla propria vita una volta e per sempre. Bigi quindi si trova a dover svestire i panni del bombarolo, del ricattatore, e a vestire invece quelli del salvatore, a salvare la vita di un giovane ragazzo. A complicare ulteriormente la situazione c'è il rientro in casa di Marangon, informato dell'inadempienza di suo nipote che ha lasciato scappare in giro per la città Mefisto, l'avventuriero del Mar dei Sargassi, e intenzionato a tornare a casa per cazziare suo nipote che non è riuscito a fare nemmeno un lavoro di questo genere. Marangon e Bigi si trovano l'uno di fronte all'altro, costretti a collaborare per evitare che Zago si alzi dalla poltrona, che fondamentalmente è una mina, ve lo ricordo. Si troveranno tutti e tre alla fine su quella poltrona a dover collaborare forzatamente, a dover cercare di rimanere in equilibrio per evitare che al minimo spostamento la poltrona possa saltare in aria. Bomba o non bomba quindi è la storia di tre uomini soli. Tre uomini che invece di farsi la guerra dovrebbero provare ad ascoltarsi. La soluzione non è in qualcosa, non è nei soldi, in un lavoro, ma in qualcuno che ci possa ascoltare, ma anche nel nostro sforzo di capire gli altri. E forse è per questo che finiscono tutti e tre bloccati su questa poltrona come una zattera alla deriva, e l'unico essere che può salvarli è anche l'unico essere di cui loro non si sono minimamente occupati per tutto il giorno, ovvero il pappagallo Mefisto. Io sono Ruben Marciano. Io sono Giulio Lepri. E Bomba o non bomba è una storia piena di tritolo ma anche di umanità. Grazie.